Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta, tante notizie e tanti collegamenti questa mattina dalle nostre redazioni in tutte le province della regione e partiamo andando in provincia di Vicenza, a Nanto, dove un uomo di 92 anni è stato rapinato e malmenato in casa a Nanto. Per le ferite riportate il pensionato è stato ricoverato in ospedale e poi operato ad una gamba. Sul posto per noi c'è Daniele Garbin con Andrea Benetti. Buongiorno Daniele. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Si conferma, siamo a Nanto, proprio a cavallo tra il Ponte di Nanto e Bosco di Nanto. Alle mie spalle l'abitazione dove viveva appunto e vive attualmente il pensionato di 92 anni. Con me presente il figlio Mauro Marin. Ecco, diciamo subito come sta il papà. Insomma, sappiamo di questa operazione delicata e in questo momento l'ha sentito, è andato a trovarlo. Sì, buongiorno. Ieri mio padre ha subito questo intervento al femore della gamba sinistra. Mio padre adesso sta in condizioni di salute compatibilmente con il decorso operatorio, sta anche abbastanza bene, rimane comunque provato per ciò che è accaduto e comunque ecco, adesso il suo decorso è sarà quello insomma conseguente a questo tipo di intervento insomma importante che ha subito. Ecco, facciamo un passo indietro, raccontiamolo, ma l'episodio risale a venerdì mattina poco prima delle 10. Il papà era all'interno dell'abitazione che è alle nostre spalle, aveva proprio trovato i ladri che si erano intrufolati nella casa al primo piano, avevano cercato subito di fare qualcosa, poi erano scesi al piano terra dove appunto il papà li ha trovati. In qualche modo lì è nato questo parapiglia, è il motivo anche della caduta e poi della frattura allora della gamba del papà. È lì il punto. Il papà alla fine cosa ha fatto? Ha chiamato lei al telefono? Sì, certo, sì, verso meno un quarto alle 10 mio padre mi chiama e io corro subito qua, lo trovo disteso a terra, al piano terra, dolorante e logicamente anche sotto shock perché lui si è trovato di fronte a queste due persone. Lui non è che le abbia proprio affrontate, però insomma il suo impeto è stato quello di cacciare questi due soggetti e poi dal suo racconto è emerso che uno dei due lo ha affrontato e insomma anche magari con una leggera spinta lui è caduto e si è fratturato il femore, insomma, capito? Ecco, è successo ancora? Che zona avevate sentore di essere magari sotto osservazione? Perché poco lontano c'è anche Zancan, l'officeria purtroppo famosa per gli assalti dei ladri, i rapinatori in quel caso. Ecco, in qualche modo vi sentite esposti in questo momento particolarmente? Prima di questo accaduto noi non abbiamo mai avuto particolari problemi, insomma in alcun modo, voglio dire, quindi è stato anche un evento a parte improvviso come è successo purtroppo a tante famiglie in questa comunità, però noi non avevamo sentore di essere osservati in alcun modo, voglio dire, quindi però insomma diciamo che questa operazione era stata un po' premeditata sotto tutti i punti di vista perché insomma sono saliti all'esterno dell'immobile in un orario anche, voglio dire, tra virgolette anomalo con le persone in casa, quindi sicuramente avevano osservato un po' l'ambiente, questo sì. Infatti, su questo poi abbiamo sentito anche il sindaco che abbiamo proprio, si è poi anche interfacciato con voi, vi ha sentito e diceva la cosa che sconvolge in questo momento è che non si fanno più riguardo a entrare proprio negli orari di giorno con le persone all'interno e quindi è un cambio di passo, è qualcosa che insomma non succedeva prima, che adesso è un segnale preoccupante. Sì, sono fatti che fanno riflettere perché insomma c'è questi orari diurni, mettono nelle condizioni, voglio dire, le persone di stare fin dal primo mattino attenti a dove si va, come ci si muove, no? Non so, innescare gli allarmi fin da subito, fin dal primo mattino e quindi siamo insicuri a casa nostra, non siamo più tranquilli, non eravamo neanche prima, però insomma
Intanto le auguriamo buona salute anche al papà e che le stia vicino. Certo, grazie. Noi seguiremo ovviamente l'evolversi della vicenda. In questo momento, per il momento allora da Nanto è tutto, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbini in collegamento in diretta. Dante, grazie naturalmente al suo ospite e a Andrea Benetti che ha curato dal punto di vista tecnico questo collegamento. Noi rimaniamo in provincia di Vicenza, ma ci spostiamo a Cogollo del Cengio per raccontarvi di un ennesimo incidente lungo la strada del Costo. Il conducente dell'auto ha rischiato davvero grosso, ma ci racconta tutto Nancy Galdi che è sul posto con Renzo Rigon. Buongiorno Nancy. Sì, buongiorno Filippo da Cogollo del Cengio. Siamo sulla strada del Costo, una delle vie principali che portano all'altopiano. In prossimità del locale La Barricata, dove ieri verso le 20 un'auto ha perso il controllo ed è precipitata nella scarpata che costeggia la provinciale. Per cause ancora in corso di accertamento è successo proprio qui. Ora ci avviciniamo al punto da cui è precipitata, un volo impressionante. La vettura sarebbe rotolata più volte prima di fermarsi in una zona particolarmente impervia. A dare l'allarme sono stati proprio i titolari del locale La Barricata, rimasto senza corrente, infatti costretto a chiudere ieri sera. Quando sono usciti hanno sentito un clacson che continuava a suonare ed è così che si sono accorti dell'auto. Successivamente si è scoperto che il motivo per cui erano senza corrente era proprio perché l'auto, cadendo, aveva buttato giù un palo della luce. Hanno avvertito i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa e della sede centrale di Schio, che si sono calati lungo il pendio per raggiungere l'abitacolo deformato dal violento impatto ed estrarre il conducente, ferito ma ancora vigile e in grado di parlare. Considerata la gravità delle condizioni e l'area difficoltosa, è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero del SUEM di Treviso. L'equipe sanitaria è stata verricellata sul posto per consentire il recupero della persona e quindi il successivo trasporto nell'ospedale più vicino. I soccorsi sono andati avanti fino a tardi serata, alle 23:40 erano ancora in corso. Un'altra conferma di come questa strada sia pericolosa. In media parliamo di un incidente a settimana, tra l'altro una strada presa d'assalto dal traffico impazzito già la settimana scorsa, il weekend scorso. Le macchine sono rimaste paralizzate per ore. Proprio come dicevo prima, è una delle principali vie che portano all'altopiano. Ecco, in questo caso poteva andare molto peggio, il conducente è stato davvero fortunato. E per ora da Cogollo del Cengio è tutto, grazie anche a Renzo Rigona alla parte tecnica. Filippo, ti restituisco la linea. Grazie a Nancy Galdi. Noi proseguiamo parlando di altri incidenti stradali. Uno è avvenuto questa mattina intorno alle 7. I vigili del fuoco di Mestre e del distaccamento di Mira sono intervenuti lungo l'autostrada A4 in direzione Milano nel tratto immediatamente successivo all'area di servizio Arino. Per cause in corso di accertamento un'auto si è capovolta più volte prima di arrestare la propria corsa. Nell'incidente è rimasta ferita una donna le cui condizioni sono state giudicate gravi. Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e collaborato con il personale del SUEM 118 intervenuto con ambulanza ed elisoccorso. La donna è stata elitrasportata in ospedale. Per consentire le operazioni l'autostrada è stata parzialmente chiusa al traffico. Sul posto presente anche la polizia stradale e il personale della società autostradale. Le operazioni si sono concluse in circa mezz'ora. E invece ha avuto un esito mortale, un tragico incidente avvenuto lungo la Triestina. Siamo a Tessera, sempre al comune di Venezia, nello scontro frontale tra due auto. Una donna ha perso la vita, grave la figlia dodicenne, 6 in tutto i feriti. Scontro frontale poco prima delle 11 all'altezza del casinò di Canoghera, all'incrocio con via Paliaga lungo la Triestina. Un impatto devastante tra due auto in cui una donna di circa 40 anni di nazionalità albanese ha perso la vita morendo sul colpo, mentre è in gravissime condizioni la dodicenne che era con lei, trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Padova e ricoverata in terapia intensiva.
In auto con loro c'era anche un uomo che non avrebbe riportato gravi ferite. Sull'altra vettura c'erano invece 2 uomini, entrambi trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre, ma non sarebbero in pericolo di vita. C'è anche un 6° ferito, l'autista di un furgone Amazon che si trovava lungo la strada al momento dello scontro. Anche lui è stato soccorso dai sanitari dell'ambulanza. Sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi, anche i vigili del fuoco di Mestre che hanno lavorato a lungo per liberare le persone rimaste incastrate tra le lamiere e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Via Triestina è rimasta chiusa al traffico per circa 2 ore con lunghe code e disagi in tutta la zona per permettere l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Torniamo a San Martino di Lupari per raccontarvi di una rapina messa a segno in un supermercato. Stiamo parlando del Conad, tutti i dettagli nel servizio. In 2, armati di pistola con il volto travisato, entrano nel supermercato Conad di via Monsignor Agostini a San Martino di Lupari. Sono le 7:15 di sera. Nel negozio ci sono ancora clienti che stanno facendo la spesa quando i malviventi fanno irruzione. Minacciano le cassiere di consegnare il denaro contenuto nelle casse, puntando loro contro la pistola, terrorizzando le persone che si trovano all'interno. Arraffano il bottino, il cui ammontare è ancora in via di quantificazione, e così come sono entrati si dileguano a bordo di un'utilitaria scura guidata da un terzo complice che li attende all'esterno. Un copione che purtroppo torna a ripetersi. Innanzitutto esprimo la mia solidarietà da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di San Martino di Lupari nei confronti naturalmente dell'esercizio commerciale, ma anche nei confronti dei dipendenti che in quel momento hanno vissuto una situazione davvero drammatica, perché sono quelle situazioni che poi ti restano dentro e che ti feriscono profondamente. In questi ultimi periodi i colpi sono avvenuti un po' in tutto il territorio dell'Alta Padovana, sono episodi davvero molto gravi per i quali bisogna prestare la massima attenzione. Senz'altro andranno in aiuto dei carabinieri di Cittadella, che sono appunto intervenuti per le indagini, anche tutte le telecamere, le immagini delle telecamere della videosorveglianza, perché all'esterno del locale ci sono 2 punti, due telecamere, però anche sparsi poi nei vari comuni, potrebbero davvero essere importantissime per riuscire a individuare e rintracciare i malviventi. Ma questa amministrazione da subito ha voluto puntare sulle telecamere implementandole. È un lavoro continuo che parte da anni, perché innanzitutto il dialogo con le forze dell'ordine, con i carabinieri, insomma con chi interviene è sempre costante. Dall'altra parte le telecamere sono un mezzo indispensabile per poter controllare il territorio. E mi auguro che questo lavoro sinergico, queste telecamere e anche questo lavoro continuo, perché i carabinieri della compagnia di Cittadella guidata dal maggiore Cavenaghi con il nostro comandante John Vento, che è sempre sul territorio a pattugliarlo, io ho grande fiducia che questi malviventi possano essere catturati e che possano poi scontare la giusta pena. E le indagini dei carabinieri procedono serrate. Dopo la rapina a questo supermercato, Vanessa Banzato ha ascoltato alcune delle persone che si trovavano lì ed è emerso un forte senso di insicurezza. Il colpo al Conad di San Martino di Lupari, l'ennesima rapina a supermercati messa a segno negli ultimi mesi, sta preoccupando e molto la gente, già intimorita tra l'altro dall'escalation di furti in abitazione che sta caratterizzando negativamente questo periodo. È un po' preoccupante. Questi episodi stanno ripetendo in tante occasioni, troppe forse. Le forze dell'ordine stanno facendo il loro lavoro, ma questo non basta. Cosa servirebbe in più? Una soluzione bisogna trovarla e temo che anche la gente prima o poi troverà qualche soluzione privata. Avete paura? Direi proprio di sì. Quando succedono queste cose comunque non è nella normalità giornaliera. E un po' di preoccupazione giustamente c'è. Anche perché oltre a questi colpi all'interno magari di supermercati o quant'altro, continuano i furti in abitazione. Sì, infatti noi stiamo provvedendo anche a mettere qualche allarme, è già stato messo in caso di qualche parente, quindi bisogna sempre prevenire, diciamo. Siete preoccupati voi per quello che sta succedendo negli ultimi tempi? Anche sì, molto preoccupati, ma è il nostro governo, va bene così. Ed è stata una notte di furti, quella del fine settimana nel Moglianese, abitazioni visitate dai ladri messe a soqquadro. Cristian Demma, di Furti in Corso, si raccomanda di denunciare sempre. Sabato notte di furti nell'area del Moglianese. I ladri hanno preso di mira la zona e hanno colpito in 3 circostanze, prima in via Bacchina, poi qualche chilometro più avanti in via Marocchesa e infine a Zero Branco, dove hanno messo a soqquadro una casa.
Ogni sera sentiamo nell'Interland della provincia di Treviso un furto o più di un furto per tante città e tanti paesi. Non abbiamo neanche più la sicurezza di mettere le ultime cose che abbiamo ancora in casa in cassaforte, perché abbiamo visto situazioni dove hanno usato piccone, dove hanno usato martelli, mazze e dove hanno usato anche flessibili. Quindi ormai anche lì abbiamo la paura di tenere anche le poche cose nelle cassaforti. Dobbiamo assolutamente iniziare a denunciare i furti, i tentati furti e qualsiasi cosa. In via Bacchina in particolare i residenti raccontano che non si tratta certo della prima volta. I malviventi erano passati anche nei mesi scorsi. Un residente addirittura si era trovato i ladri in giardino tornando a casa e per inseguirlo si era anche ferito ad una mano. Christian Demma dell'associazione Furti in Corso si raccomanda non solo di denunciare sul web avvisando i residenti nei vari gruppi, cosa che succede ormai molto di frequente, ma anche di avvisare le forze dell'ordine senza paura. Anche ieri l'altro proprio a Roncade c'era questo continuo tantama tra messaggi, tra amici, tra chat e via, dove vedevamo i ladri, sentivamo che passavano i ladri nei giardini e quindi c'era questa tensione di ansia. Io in realtà tutti i giorni ormai ho in negozio gente che mi viene a parlare di un tentato furto, ma che poi non viene fatta denuncia, non viene chiamati i carabinieri, non viene neanche scritto ormai sui social, perché c'è proprio paura continua che i ladri possano tornare a vendicarsi. Non dovete avere questa paura, perché uniti possiamo sconfiggere questo grave dramma. E anche chi non ha la possibilità di recarsi per problemi di salute presso una stazione dei carabinieri è tutelato, perché le forze dell'ordine possono venire direttamente a casa a raccogliere il verbale. Abbiamo avuto anche l'ok nella giornata e nella convention di Furti in Corso dal questore e dal comandante provinciale dei carabinieri che in tantissimi casi dove le signore un po' più anziane, le famiglie un po' più anziane non hanno modo di recarsi negli uffici a sporgere querela di parte, possono chiamare e far venire una pattuglia a casa. Ed ora un'operazione antidroga condotta dalla questura di Belluno che insieme ai colleghi del commissariato di Conegliano hanno arrestato un 28enne a Follina, sequestrato diverso materiale. Il ringraziamento della sindaca, la sicurezza dei cittadini è una priorità, ha detto. L'operazione coordinata dalla Procura di Belluno è scattata la notte di martedì scorso. Impegnati gli uomini della squadra mobile della questura bellunese insieme ai colleghi di Bolzano, Rovigo, Treviso e Padova con l'impiego dell'unità cinofila. Diverse le perquisizioni eseguite alla ricerca di soggetti ritenuti responsabili di spaccio di droga e di rifornire le piazze della provincia di Belluno. Nell'abitazione di Follina di un 28enne di origini marocchine con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti, ritenuto un possibile fornitore, gli agenti hanno recuperato 815 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 1.000 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio. Al momento della perquisizione in casa c'era anche la compagna dell'uomo, una 24enne di Vittorio Veneto, indagata perché trovata in possesso di 30 grammi di cocaina e diverse banconote per un totale di circa 800 euro. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, così come il cellulare del 28enne che sarà analizzato alla ricerca di altri possibili elementi utili alle indagini. Dopo l'udienza di convalida, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Alle forze dell'ordine arrivano i ringraziamenti della prima cittadina di Follina. Desidero esprimere piena fiducia nell'operato di tutte le forze dell'ordine impegnate nel contrasto allo spaccio e alla criminalità. La sicurezza dei cittadini è una priorità e come amministrazione comunale rimaniamo a disposizione per collaborare con le autorità competenti per la tutela e la sicurezza, ma soprattutto la serenità della nostra comunità. E negli ultimi giorni ci sono stati diversi fermi anche in comune di Venezia per spaccio tra il centro storico e l'entroterra. In una settimana gli agenti della questura hanno arrestato 7 persone durante i controlli che sono stati in questo periodo intensificati in occasione del Carnevale. Settimana intensa per gli agenti della questura che hanno effettuato 7 arresti, 5 per spaccio, 4 in laguna durante le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità attraverso l'intensificazione dei servizi in occasione del Carnevale nei principali luoghi di aggregazione. Negli interventi ad alto impatto decisi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nei giorni scorsi i poliziotti hanno arrestato 4 persone, fra loro un 20enne di origine nordafricana fermato a Mestre tra via San Pio X
Palermo e Piazzale Cialdini, dopo aver tentato di sbarazzarsi di un panetto di hashish. Visti i numerosi precedenti dopo la convalida, l'allontanamento dal territorio. Successivamente i poliziotti della Volante Lagunare hanno fermato un cittadino tunisino per un controllo e trovato in possesso di 14 involucri contenenti cocaina e hashish, è stato arrestato. In poco più di 24 ore i poliziotti hanno poi rintracciato nuovamente in terraferma 2 stranieri in esecuzione di ordini di carcerazione e giovedì, durante un controllo in quartiere Piave, hanno fermato una persona che dagli accertamenti è risultata aggravata da un provvedimento di carcerazione emesso nel 2018, ma rimasto inattuato in quanto si era reso irreperibile. Arrestato e condotto in carcere, dove dovrà scontare 4 mesi. Ancora a Marghera gli agenti hanno arrestato un altro cittadino straniero gravato da un ordine di carcerazione disposto dall'autorità giudiziaria di Milano. Dovrà scontare 2 anni e 9 mesi per reati contro il patrimonio. Resta infine in carcere l'albanese trentenne arrestato martedì dalla polizia con 1 chilo di cocaina in borsa nelle vicinanze della stazione. Venerdì pomeriggio il questore Sbordone ha voluto incontrare gli agenti delle volanti dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico per ringraziarli e complimentarsi personalmente con loro per i risultati positivi conseguiti in questi giorni. La sicurezza rimane un tema molto sensibile in Comune di Venezia, soprattutto nel suo entroterra, e garantirne di più rappresenta una delle priorità per il candidato sindaco del centro-sinistra, Andrea Martella. Servono azioni concrete, ha detto, e immediate, ripristinando anche quello che il Comune ha smantellato. La sicurezza è al primo posto nelle preoccupazioni di migliaia di famiglie della nostra città, di Mestre in modo particolare, quindi sarà al centro della nostra proposta di cambiamento. Garantire la sicurezza a veneziani e mestrini è una delle priorità del candidato sindaco di centro-sinistra Andrea Martella. Servono azioni concrete e immediate. La sicurezza non è uno slogan, deve essere un diritto per i cittadini, come lo è il diritto alla salute o come il diritto al lavoro. Noi chiederemo che ci sia una presenza più forte nel territorio delle forze dell'ordine, maggior coordinamento, chiederemo che vengano ripristinati i vigili di quartiere, il presidio in tutte le parti della nostra città, e accanto a questo il Comune deve fare molto di più. Politiche di rigenerazione urbana, di maggiore illuminazione, di rivitalizzazione sociale e commerciale e naturalmente anche politiche sociali di inclusione. Per Martella in questi anni non è stato fatto abbastanza, anzi. Lo sto riscontrando anche in tutti gli incontri che sto facendo in questo periodo, queste attività sono state smantellate. Il Comune non ha creduto a questo tipo di indirizzo, ha pensato che ci fosse bisogno solo della repressione, del presidio del territorio, ma solo con questo non è sufficiente ottenere dei risultati, se no ci sono anche delle politiche di integrazione, di inclusione, di contrasto al disagio che è necessario mettere in campo. Sulle nostre strade è anche sempre maggiore l'uso dei monopattini. In arrivo a Padova un simulatore che sarà portato dalla provincia delle scuole. Ce ne parla e ci spiega il suo funzionamento in diretta Marta Zatta. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, in realtà è proprio arrivato oggi il simulatore di velocità di monopattino. Io sono in compagnia di Vincenzo Gottardo e Stefano Baraldo, consiglieri della provincia di Padova. Allora, innanzitutto Vincenzo, questo è un progetto nato appunto grazie ai fondi anche che avete vinto, ma ci puoi spiegare nel dettaglio di cosa si tratta? Sono fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2025, un bando mobilità sicura al quale ha partecipato la provincia di Padova con i 2 settori trasporti e viabilità, appunto per un contributo di 100.000 euro che è servito in parte con il consigliere Baraldo per la formazione nelle scuole per la sicurezza nelle strade, in parte per l'acquisto di questo simulatore che farà il giro delle scuole della provincia di Padova, un simulatore di guida dei monopattini che non soltanto servirà a far riscoprire agli studenti le regole della strada per evitare gli incidenti, ma una ritrovata consapevolezza sull'importanza di guidare i monopattini in uno stato di normalità e non sotto alterazione di alcol, di droghe, di eccessiva stanchezza, e io sono convinto che sarà una grande lezione anche di vita per gli studenti che si sottoporranno all'uso del monopattino. Ecco, ora il consigliere Stefano Baraldo si presterà proprio a farci vedere come funziona questo simulatore. Lo vediamo grazie alle immagini di Federico Cibotto, potrà montare sopra.
Ok, ora facciamo direttamente una prova in una situazione di normalità, quindi con caschetto. Con le frecce ci indica di andare direttamente a destra. Sembra semplice, ma non lo è, perché l'abbiamo provato anche prima e non è proprio così facile. Sì, sembra semplice, ma non lo è. Infatti prima abbiamo provato anche l'esperienza sotto effetto di alcol e stupefacenti e vi dico la verità che la simulazione sembra proprio veritiera, cioè attinente a quello che è la situazione sotto effetto di stupefacenti e alcol, e quindi veramente un simulatore che porta nell'ottica di prevenzione nei confronti dei ragazzi che possono effettivamente mettersi alla prova e cercare con la prevenzione di evitare che alcol e droghe che poi successivamente si mettono alla guida. Ecco. In questo momento il Consiglio sta dando una velocità di 20 km/h, quindi una velocità che normalmente, insomma, in una condizione come questa è una pista ciclabile in uno stato non in un centro urbano, quindi però ecco è arrivato un cane, un cinghiale, insomma, che quindi può mettere a rischio la sicurezza di chi sta guidando il monopattino. Oltre a si guida sotto l'effetto di alcol e di droghe, ma c'è anche la possibilità di cambiare le condizioni meteorologiche, quindi è proprio veritiero al 100%. Sì, è un simulatore veritiero, nel senso che si possono mettere tantissime condizioni. Per esempio si può mettere anche la possibilità che il telefono squilli e si può mettere condizioni avverse meteorologiche e altre condizioni che portano ovviamente alterazioni nel momento di guida. Cioè di base tramite il gioco si riesce a insegnare con feedback positivi ai ragazzi che ci sono delle questioni che devono, quando ci si mette alla guida con qualsiasi tipo di veicolo, ci si deve porre attenzione, ecco. Infatti, consigliere, verrà proprio portato nelle scuole, saranno proprio gli agenti a insegnare ai ragazzi come usarlo. Gli agenti della Polizia Locale di Padova daranno una prima istruzione sulle regole e sulle condizioni d'uso, ma poi, ripeto, il grande valore che ha questo simulatore è quello di rendere consapevoli delle varie situazioni di pericolo che si possono instaurare, per cui cercare di infondere nei giovani studenti un senso di responsabilità per fargli capire quanto la loro vita in determinate condizioni può essere a rischio. Quindi insomma un progetto importante soprattutto per la prevenzione. Mentre la simulazione continua, Filippo, io ti ridò la linea. Vorrei dire che il consigliere Baraldo è andato fuori strada e sta correndo usciamo, in campo arato. Esce di fuori strada e noi usciamo dalla linea, te Filippo. Recuperare la strada. Va bene, augurandoci che tutto vada bene anche fuori strada. Grazie a Marta Zatta, grazie ai suoi ospiti, a Federico Cibotto che ha curato la parte tecnica. Rimaniamo a Padova e parliamo di zona rossa, perché conto alla rovescia sul provvedimento che scadrà giovedì prossimo in attesa di un'eventuale proroga. In città restano le divisioni. Era il 4 febbraio 2025 quando il tavolo presieduto dal prefetto decretò la prima zona rossa del Veneto proprio a Padova. A pochi giorni dalla scadenza del provvedimento, nel frattempo rinnovato, la città sulle zone ad alto impatto resta divisa. Tra chi le apprezza ci sono i residenti, chi accetta di parlarci preferisce non farsi riprendere, ma vive nella cosiddetta Ansa Borgomagno. È un provvedimento che secondo noi funziona perché permette una perlustrazione. Anche ieri c'erano carabinieri qui in zona che sono andate a perlustrare la zona sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia, dove la gente trova ricovero, e che si era già detto anche in fase solo di progettazione del cavalcavia che si tenesse presente la criticità della zona, evitando un discorso di poter bivaccare sotto, mettendo magari, rete elettrosaldata, mettendo delle barriere o cosa. Si doveva già capire che è un ricettacolo di persone senza tetto. La prima cosa è poter andare a dormire sotto il cavalcavia. Poi anche qui in zona Borgomagno ci sono situazioni di case disabitate dove vediamo il cancello sforzato, la rete scavalcata, eccetera. Di segno diverso la maggioranza in comune. La zona rossa, vista come ghettizzazione, non piace al sindaco Giordani e non piace a parte della società civile. No, non la vogliamo, non l'abbiamo apprezzata perché pensiamo che ci sia la necessità di progetti veri fatti insieme alle forze dell'ordine, insieme al prefetto, insieme al questore, che guardino alla situazione della sicurezza o alla percezione di insicurezza che c'è, che esiste e di cui siamo consapevoli, ma che guardino a una
soluzione, non a un tamponamento. Siamo stati per anni dimenticati, così la residente. Noi vediamo una maggiore attenzione, forse hanno più tempo da poter dedicare dei controlli più approfonditi, anche le persone non hanno più quella percezione di abbandono. Diversa la richiesta che arriva dall'amministrazione comunale. Se vogliamo dare una vera situazione di sicurezza, riapriamo il posto di polizia in via d'Avanzo e invece che entrare da via Pietro Liberi, che nessuno sa dov'è e comunque è una cosa che è nascosta, teniamo aperto un posto di polizia in via Jacopo d'Avanzo. Questo è fare sicurezza. E rimaniamo a Padova, dove è stato invece arrestato un uomo che inscenava dei finti incidenti per truffare gli anziani. I carabinieri sono riusciti a ricostruire 3 episodi. Un modus operandi consolidato, quello adottato da un uomo residente a Padova, arrestato dai carabinieri della stazione di Prato della Valle con l'accusa di tentata rapina aggravata ai danni di anziani. Un'indagine coordinata dalla procura, partita a novembre, dopo la ricostruzione di 3 distinti episodi avvenuti 2 in città e un terzo a Mestrino. L'arrestato individuava le sue vittime al volante di un'auto, simulava un incidente ed estorceva soldi in contanti per la riparazione del danno. Al rifiuto dei malcapitati, l'uomo non esitava a usare le maniere forti. Era accaduto in città ad un 80enne che era stato spintonato dopo essere stato quasi raggiunto dal lancio di un pezzo di carrozzeria. Era accaduto anche a un 79enne che al rifiuto di consegnare i contanti era stato colpito alle spalle con un colpo secco al collo. Se queste 2 rapine erano andate a vuoto, peggio era finita ad un anziano di Mestrino che aveva consegnato all'arrestato 800 euro in contanti ed era stato anche costretto a pagare una spesa al supermercato di 500 euro. A incastrarlo l'individuazione dell'auto usata per le rapine e i riconoscimenti fotografici da parte delle vittime. L'uomo ora è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Padova. Una detenuta italiana di 32 anni si è tolta la vita impiccandosi la notte tra sabato e domenica nella sua cella del carcere di Venezia, alla Giudecca. Soccorsa ancora in vita, è stata trasportata in ospedale dal personale del 118, ma è deceduta poco dopo. Si tratta dell'8° caso di suicidio dietro le sbarre. È un sistema penitenziario che, oltre alla libertà, ha detto il segretario della UILPA, Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio, evidentemente toglie anche ogni speranza, urge una svolta. E invece è scoppiata la polemica dopo un video shock pubblicato sul suo profilo Instagram da Ilaria Cucchi. Nelle immagini si vedono gli ultimi istanti di vita di Moussa Diarra, il migrante maliano ucciso a colpi di pistola da un agente della polizia ferroviaria a Verona. Nel video si nota l'uomo oramai a terra agonizzante mentre l'agente chiede l'intervento di un'ambulanza. In mano il migrante ha ancora il coltello col quale avrebbe minacciato gli agenti innescando la reazione. Il post si conclude con il commento della Cucchi, lo vedete in questo momento, questa non è Minneapolis ma Verona. A stretto giro le dichiarazioni dell'avvocato Matteo Fiorio, difensore dell'agente della polizia ferroviaria indagato per omicidio colposo, che parla di gravi inesattezze e falsità nella ricostruzione dei fatti. E invece è accusato di aver picchiato la ex compagna, un 22enne di origine marocchina, che è stato arrestato dalla polizia. Aggredisce l'ex compagna e la minaccia con un coltello. La Polizia di Stato di Padova ha per questo arrestato un 22enne di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine, per reati contro la persona e contro il patrimonio, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni dell'ex compagna, una 48enne con cui aveva convissuto in passato. La donna ha contattato la questura di Padova chiedendo aiuto, mentre l'uomo la colpiva con schiaffi e pugni e la minacciava con un coltello. Durante la telefonata, gli agenti hanno udito urla e minacce provenire dall'abitazione prima dell'interruzione improvvisa della chiamata. Gli operatori intervenuti hanno trovato la vittima e l'aggressore in strada nei pressi dell'ingresso dell'abitazione. L'uomo è stato bloccato mentre negava le accuse, nonostante le evidenti lesioni riportate dalla donna. All'interno dell'appartamento sono stati rilevati segni di colluttazione e il coltello utilizzato per le minacce. La vittima è stata medicata in ospedale con una prognosi di 20 giorni. L'indagato è stato arrestato e portato nel carcere 2 Palazzi di Padova a disposizione della Procura della Repubblica di Padova.
Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati, il divieto di comunicazione e il divieto di dimora nella provincia di Padova senza autorizzazione. Il questore Marco Dorisio ha inoltre avviato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno, valutata la gravità dei fatti e la pericolosità sociale dell'uomo. Inseguimento nella notte tra Padova e Cadoneghe, un uomo fuggito all'alta è stato fermato e portato in caserma. Una corsa ad alta velocità lungo le strade tra Padova e Cadoneghe, finita con il fermo di quest'auto poco prima della mezzanotte. Dopo l'alto dei carabinieri, il conducente aveva premuto il piede sull'acceleratore. Ne è nato un inseguimento terminato nella strettoia di Vicolo Sauro all'incrocio con via Rigotti a Cadoneghe. A bordo un uomo, sembra si tratti di un nordafricano, che è stato accompagnato in caserma. Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Padova. Nel frattempo, dopo aver pubblicato le foto sui social, ai carabinieri arriva il grazie di Marco Schiesaro, sindaco di Cadoneghe. Un grave incidente si è verificato ieri a Semonso del Grappa. Un pilota tedesco di parapendio è precipitato da un'altezza di 6 metri durante il lancio dal decollo Tappeti. L'uomo, 66 anni, tedesco, è stato soccorso dai sanitari del SUEM e dai tecnici del soccorso alpino. Raggiunto da squadre a terra con medico e infermiere, il ferito è stato recuperato dall'elicottero di Padova con Verricello e trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita. Ed ora torniamo a occuparci del cold case di Nadia Chiarello, 47 anni, che resta un mistero, ma la famiglia con la sua avvocata attacca decise. I due periti, quello incaricato dal pubblico ministero e quello incaricato dalla parte offesa, si stanno dando battaglia appunto a suon di perizie. L'avvocata Chiara Parolin, per conto della famiglia, evidenzia come la morte di Nadia Chiarello, 47 anni dopo, continui a dividere. Era l'11 gennaio 1979 quando la giovane impiegata di Nogarole venne trovata senza vita lungo la strada provinciale Valchiampo, vicino al luogo in cui lavorava, a Chiampo. Era stata investita da un'auto pirata, come sostenne all'epoca la Procura di Vicenza, che archiviò il fascicolo, oppure era stata aggredita e uccisa da qualcuno, come ripete inascoltata la famiglia. Che cosa non torna nella ricostruzione ufficiale? Il modo in cui il cadavere è stato ritrovato, perché è stato ritrovato adagiato sul manto stradale e quindi questo non è compatibile con un investimento, non era assolutamente scomposto. Il ritrovamento avvenne a giorni dalla scomparsa. E soprattutto in un luogo in che era stato ispezionato sia dalle forze dell'ordine all'epoca sia da tutte le persone, familiari compresi, che avevano eseguito le ricerche nell'immediato. Se l'investimento fosse avvenuto vicino al luogo di lavoro, sarebbe stato difficile non vedere il corpo. Sarebbe stato difficile non vederlo, non solo appunto per il luogo in cui è stato ritrovato, ma anche per l'orario in cui è avvenuto, perché è avvenuto all'orario di chiusura delle fabbriche, quando Nadia era uscita, quando c'erano molti operai che finivano il turno di lavoro. L'ipotesi della famiglia, aggiunge l'avvocato Parolin, è che Chiarello sia stata oggetto di aggressione in un altro luogo, poi portata lì, tanto che, aggiungo, sotto la testa gli era stato riposta un maglione. Insomma, 47 anni dopo, il mistero della morte di Nadia non è ancora svelato. Ed ora andiamo all'ospedale di Treviso, ma parliamo di Olimpiadi, perché è stata dimessa dal Cafoncello la sciatrice americana Lindsey Vonn. In collegamento per noi c'è Francesca Bozza con il direttore generale dell'ULSS. Buongiorno Francesca. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori, buongiorno al direttore generale Francesco Benazzi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E dunque sì, Lindsey Vonn ieri è stata dimessa, l'aveva lei in qualche modo anticipato nell'ultimo post dal letto del Cafoncello dopo il quarto intervento che è riuscito come i precedenti e quindi è stato possibile fare in modo che lei rientrasse a casa. Sì, la campionessa, ecco, noi siamo onorati di averla avuto nella nostra struttura ospedaliera. La campionessa Vonn è partita appunto ed è arrivata a casa sua in Colorado e noi la ringraziamo
ringraziamo anche perché oltre che essere una grande campionessa, ovviamente è una campionessa anche nella vita, perché è sempre sorridente, sempre gioviale, sempre pronta a fare la battuta con tutti i nostri collaboratori, nonostante appunto questa fase difficile della sua vita. Ecco, è stato un lavoro d'equipe questa settimana, perché ricordiamo che il grave incidente sulla pista Olimpia di Cortina era accaduto proprio domenica scorsa, e dopo una settimana esatta è rientrata in Colorado. Dicevo, è stato un lavoro d'equipe, direttore, perché accanto allo staff della VON chiaramente c'erano i vostri medici, che sono stati loro poi a eseguire gli interventi. Sì, è stato un grande lavoro d'equipe, perché abbiamo avuto veramente una validissima collaborazione da parte del gruppo della campionessa. Contemporaneamente il dottor Zanarella, che è il nostro primario ortopedia, insieme ai suoi collaboratori hanno fatto un ottimo lavoro, sia loro che i radiologi che i chirurghi vascolari, cioè è stato veramente un lavoro unico d'equipe che ha dato dei ottimi risultati, e noi ringraziamo proprio la campionessa VON e i suoi collaboratori per aver scelto l'ospedale di Treviso. VON che non è mai stata lasciata sola, circondata chiaramente dalle attenzioni dello staff medico, e come lei ha detto, direttore, quelle attenzioni date alla VON sono quelle che diamo a tutti i nostri pazienti, e questo è importante, poi un concetto che aveva anche ripreso il presidente Stefani. Assolutamente sì, il Veneto ha questa grande tradizione della sanità che funziona e che dà risposte a tutti i cittadini, quindi il senso è proprio questo, quello che ha avuto come trattamento chirurgico e anche come presa in carico la campionessa VON lo hanno tutti i nostri cittadini, perché noi lavoriamo funzionalmente per la nostra comunità. Ecco, accanto a lei poi non hanno mai abbandonato i suoi familiari, c'erano i genitori, c'era il fratello, giusto direttore? C'erano i suoi genitori e la sorella, che sono stati molto gentili anche loro e sempre presenti. Questo dà un senso veramente dell'unità di questa famiglia intorno a questa grandissima campionessa. Grandissima campionessa fino alla fine, con quell'ultimo gesto, perché è stata inondata in questa settimana da tanto affetto, tanti fiori ma anche tanti peluche, che non ha riportato con sé in Colorado ma che ha voluto lasciare qui. Sì, direi un gesto d'amore e di solidarietà verso questa comunità, e in particolare verso i bambini della nostra comunità, della pediatria, che sono il nostro futuro. Quindi un grazie di cuore veramente a lei e a tutto il suo gruppo che sta insieme a lei, che è arrivato qua a Treviso. Grazie al direttore generale dell'U2 Francesco Benazzi, e io vi lascio al servizio che ripercorre l'ultima giornata nella Marca di Lindsey Vonn, e poi con Nicoletta Rizzetto la linea può tornare allo studio. Ad una settimana dal suo terribile incidente sull'Olimpia delle Tofane e dopo 4 operazioni, Lindsey Vonn lascia l'ospedale di Treviso e torna a casa in Colorado, dove sarà sottoposta ad altri interventi chirurgici da parte del suo staff medico personale. Nelle scorse ore per la campionessa 41enne si era parlato anche di un intervento in una clinica milanese, voce però che non ha trovato conferma. Lindsey, ricoverata in terapia intensiva dall'8 febbraio scorso, ha invece lasciato nel primo pomeriggio il Cafoncello e trasportata con un mezzo privato fino a Milano, da dove si sarebbe poi imbarcata, sempre con un mezzo privato, per gli Stati Uniti. Una paziente modello l'hanno definita i medici che l'hanno avuta in cura durante tutta la degenza in terapia intensiva. Nel frattempo sul web l'ultimo post dell'atleta, quello dove invita a non essere tristi per lei, ha raccolto oltre 300.000 consensi. Lindsey ribadisce che era in un grande stato di forma e che era consapevole dei rischi che stava correndo nel lanciarsi oltre il cancelletto di partenza, ma come bene scrive, dice, nulla è garantito nella vita. Ad inseguire i propri sogni si può cadere, ma se non ci provi mai non lo saprai mai. Quindi, per favore, non siate tristi per me. Anche cadere è valsa la pena. Quando chiudo gli occhi di notte non ho rimpianti e rimane tutto l'amore che provo per lo sci. Non vedo l'ora che arrivi il momento in cui potrò stare ancora una volta sulla cima della montagna, e lo farò. Molto bello anche l'ultimo gesto della campionessa, che ha donato tutti i pupazzi ricevuti in questi giorni da tutto il mondo ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico.
Chiudiamo per ora la pagina delle Olimpiadi e torniamo ad occuparci di sicurezza. Questa volta ci trasferiamo sempre in comune di Venezia tra Mestre e Marghera perché ha suscitato qualche polemica un corteo, qualcuno ha definito una ronda da parte di cittadini con le pettorine arancioni, ma ci spiega tutto in diretta Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno Filippo, da Piazzale Roma a Venezia per raccontarvi il fine settimana funestato dal sangue, carnevale di sangue qui a Venezia con una storia che poteva finire veramente nel dramma e per fortuna il ragazzo si è salvato. Si parla di un apprezzamento di troppo accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorso in zona Erbaria, quindi Bella Vienna, zona Rialto e sera, le feste, la maschere, l'alcol forse un po' troppo, fatto sta che un ragazzo di 21 anni forse per un apprezzamento di troppo ad una ragazza si è trovato in una pozza di sangue riverso a terra dopo essere stato accoltellato alla giugulare, un colpo soltanto che poteva essere letale. Il ragazzo, dicevo, è riverso a terra in una pozza di sangue, subito i soccorsi, si pensava inizialmente di ricoverarlo al civile, quindi la corsa verso Mestre, l'ospedale dell'Angelo, dove le sue condizioni restano anche oggi critiche. Nella stessa nottata un gruppo di cittadini, come dicevi tu, con torce alla mano, pettorine colorate, scendeva in città tra Mestre e Marghera proprio perché stanchi dei troppi furti e dell'insicurezza e del degrado urbano. Cittadini riuniti sotto lo stesso nome, Buongiorno Marghera, la pagina Facebook gestita da Alvise Ferialdi che è qui con noi e che ringraziamo per questo collegamento. Grazie. Buongiorno Alvise. Buongiorno. E dunque abbiamo anche le immagini che vedono questa discesa, diciamo così, in strada dei cittadini non appartenenti ad alcun movimento politico. Assolutamente un movimento apartitico che nasce spontaneamente con un giro di WhatsApp tra cittadini, quindi la prima volta eravamo in 18, la seconda eravamo in 22 e la terza ci siamo trovati in 40 persone, un vero successo. Ecco, un vero successo che però abbiamo anche le immagini, siete partiti dalla zona di via Piave, Hotel Bologna, quindi lungo il sottopasso. Sì, siamo partiti dal municipio di Marghera, abbiamo fatto il sottopasso per poi camminare davanti alla stazione di Mestre e andare fino al sottopasso della Melia, cioè calcando un po' i punti più sensibili. Questo volevamo fare, ma anche per prendere coscienza. Ricordiamoci che non siamo dei professionisti, siamo cittadini, siamo elettricisti, pensionati, c'erano anche i cani, insomma, è una cosa bella, è una passeggiata civica, così l'abbiamo chiamata. Però è importante farla, è importante per i cittadini che vi hanno partecipato, ma è importante anche per i cittadini che hanno visto, perché oggi i social e anche la televisione ti dà la possibilità di vedere e quindi di partecipare, di rendere positiva questa cosa. Ecco, però non è stata aggredita da alcuni, perché se da una parte molti hanno manifestato l'apprezzamento per questa iniziativa privata di cittadini che hanno deciso di monitorare personalmente la situazione lungo le strade e le vie del degrado, altri parlano di una pericolosa deriva, di una sorta di giustizia privata. Però voi siete ronde, non siete ronde? Non siamo ronde, un termine che noi ripudiamo, queste sono passeggiate civiche, l'intento è pacifista, è quello però di prendere, come dicevo prima, coscienza. È certo che quando sei nel tunnel del sottopasso, siete in 40 e di fronte ci troviamo degli spacciatori, lì la questione diventa delicata. Ecco, perché è normale che quando tu vedi il degrado tu abbia una reazione. La reazione sono stati degli urli. Ecco, questa cosa da un certo punto di vista
non è stata apprezzata, però i cittadini ci spronano ad andare avanti, i numeri sono tantissimi, servono certo delle regole, è una cosa sperimentale, adesso bisogna fare un passo in avanti, soprattutto coordinandola ancora meglio con le forze dell'ordine. Ricordiamo che la questura è sempre in contatto, abbiamo avuto anche 2 pattuglie della polizia municipale del comune che ci hanno seguito sia all'ingresso sia all'uscita del tunnel, quindi eravamo in sicurezza, però non lo possiamo mai dire. Dobbiamo fare una riflessione, ci fermiamo un attimo e facciamo una riflessione più approfondita per capire come andare avanti. Quindi voi in conclusione avete deciso di scendere in campo, in strada, per presidiare il territorio, normalmente area di degrado, perché di assedio, è il caso di dire, di spacciatori, tossicodipendenti e criminali. Sì, riprendere un rapporto tra il cittadino e il territorio. Oggi lo sappiamo, quando sono già le ore 18 la gente si chiude in casa perché ha paura, non esce, e quindi ecco che chiudono i negozi, chiudono i bar. A Marghera ne abbiamo aperti per esempio solamente 2, perché appunto la gente ha paura, ma non è l'auto coprifuoco non è la soluzione, anzi bisogna continuare a lavorare su questo, lavorare sulla fiducia e vedere altri cittadini che sono scesi in campo, che sono scesi in strada. È un fatto positivo che dà sicurezza a chi guarda, a chi vede. Ecco, questo è Alvise Ferialdi di Buongiorno Marghera. Il suo messaggio è chiaro: presidiare il territorio per dare un segnale contro le zone abbandonate. Non siamo ronde, ma è una sorta di sicurezza fai da te nel momento in cui siamo chiamati in prima persona a relazionare che cosa accade nel territorio alle forze dell'ordine. E grazie ad Alvise Ferialdi di Buongiorno Marghera e da Venezia è tutto. La linea torna a te con la parte tecnica di Edoardo Paris. Grazie ad Anna Maria Parisi per questo collegamento. Noi parliamo invece adesso della carenza di personale al Tribunale di Vicenza, che mette a rischio il sistema giustizia. Il Comune Berico ha avviato un ciclo di audizioni con i rappresentanti del territorio in vista dell'apertura del Tribunale della Pedemontana. È stata una commissione positiva, hanno partecipato quasi tutte le forze politiche. Devo dire che tutti hanno provato in qualche maniera a dire che sono d'accordo che ci deve essere una giustizia efficiente, che quindi non bisogna tirar via effettivi dal Tribunale di Vicenza. Non è una questione di contrapposizione territoriale, è una questione che la giustizia deve essere gestita in maniera efficiente, quindi con un numero congruo, adatto di persone che la esercitano. Questa è la valutazione del promotore dell'interpellanza presentata al Comune di Vicenza, che aveva sollecitato una seduta ad hoc sul tema giustizia e carenze di personale nel Tribunale Berico. La prima commissione consigliare affari istituzionali aveva invitato tutti gli esponenti politici vicentini, tra parlamentari e consiglieri regionali, ma a presentarsi sono stati solo una minoranza. L'intenzione del governo di aprire il Tribunale della Pedemontana a Bassano del Grappa metterebbe a rischio il sistema giustizia dell'intera provincia berica. Per questo era stata invocata l'elaborazione di una posizione bipartisan condivisa dal Consiglio Comunale della città capoluogo. Noi saremmo felicissimi di approvare una mozione bipartisan con tutto il Consiglio Comunale per chiedere con forza la difesa del Tribunale di Vicenza, del Tribunale di Padova e di Treviso, e fare in modo che non ci sia un indebolimento della giustizia. La legge approvata dal governo centrale con Lega e Fratelli d'Italia, Lega non era presente ieri e un esponente importante di Fratelli d'Italia non erano presenti. Bene, questo provvedimento dice nero su bianco che deve partire un tribunale vicino a Vicenza e che gli effettivi che vanno a operatori, quindi impiegati, giudici eccetera, vanno presi da Vicenza. La partita è in mano al Parlamento, quindi ai parlamentari vicentini, oltre che ovviamente a tutti gli altri parlamentari. Mi aspetto che i parlamentari vicentini difendano il loro territorio e quindi chiariscano che se un tribunale nuovo deve aprire non può aprire distruggendo gli altri tribunali, altrimenti temo che non farebbero fino in fondo il loro mestiere di parlamentari.
E nel dibattito sul Tribunale della Pedemontana, il primo cittadino di Bassano del Grappa, Nicola Finco, ha lanciato un messaggio chiaro ai colleghi sindaci e ai parlamentari vicentini. Mentre a Vicenza il Comune ha avviato una serie di audizioni con i rappresentanti dei territori per contrastare l'apertura del Tribunale della Pedemontana, a Bassano non si resta inermi. Il sindaco Nicola Finco non raccoglie il guanto di sfida e rifiuta di entrare metaforicamente in guerra col capoluogo. Ma qui la vera guerra è verso Roma che non dà risposte ai nostri tribunali, ai nostri territori, e quello che trovo ancora più fuori luogo è che una certa politica anche a livello territoriale si presti ai giochini di potere di certi parlamentari che magari siedono a Roma da 20-25 anni, che non hanno mai dato nessuna risposta a questo territorio e stanno utilizzando qualche sindaco della provincia per fare la guerra al Tribunale della Pedemontana. Il nodo riguarda principalmente il personale amministrativo e giudiziario che dovrebbe mettere piede negli uffici di via Marinali, e la questione, non dimentichiamolo, tocca più di 70 comuni in 3 province. L'appello che faccio a tutti i colleghi sindaci è di pensare agli interessi del territorio, di stare fuori dai giochetti politici, e chi ha ruoli importanti a livello parlamentare, quindi a livello nazionale, anziché creare bagarre all'interno del territorio provinciale di Vicenza, si occupi della giustizia a livello territoriale e per una volta ogni tanto dimostrino di essere dei parlamentari che veramente rispondono alle esigenze dei territori, senza creare tensioni e senza portare via servizi essenziali come la giustizia a un territorio fondamentale come quello della Pedemontana, che fino a prova contraria è uno dei territori più produttivi del nord Italia, ma possiamo dire anche a livello nazionale. Nell'istituto comprensivo Sottomarina Nord non si è cantata alcuna canzone fascista, e quanto è stato appurato dal Ministero dell'Istruzione, che poi ha diramato una nota in merito, aggiungendo che c'è stata un'attenta verifica con la dirigenza dell'istituto scolastico. La vicenda, ve la ricorderete, era durante il giorno del ricordo, una canzone che ha suscitato più di una polemica. Sentiamo che cosa aveva dichiarato ai nostri microfoni il dirigente scolastico qualche ora prima che arrivasse la comunicazione da parte del Ministero. A me interessa la scuola, mi interessa che i ragazzi siano tranquilli, non siano attaccati e siano fuori da queste contese, d'accordo? La responsabilità di quello che è accaduto è mia. Oggi stesso mando al Ministero le relazioni, il Ministero sulla base dei dati, ma io scrivo solo dati di fatto, non scrivo opinioni. Io scrivo dati di fatto sulla relazione, quello che effettivamente è successo, va bene, e sul contesto nel quale questo è avvenuto, scriverò i dati di fatto, il Ministero poi farà le sue valutazioni. Si assume ogni responsabilità il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Sottomarina Nord dopo che il Ministero dell'Istruzione ha chiesto di acquisire gli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, si legge in una nota, e accertare le responsabilità del gesto di propaganda neofascista. Questo all'indomani del caso avvenuto lo scorso 10 febbraio nella scuola in occasione delle celebrazioni per il giorno del ricordo, quando gli studenti hanno interpretato un brano della Compagnia dell'Anello, gruppo legato all'estrema destra neofascista. All'esito degli approfondimenti, conclude la nota del Ministero, saranno adottati provvedimenti ritenuti necessari e opportuni per sanzionare comportamenti incompatibili con la nostra Costituzione. Il dirigente però spiega ancora. Questa canzone è stata interpretata più di una volta, non è la prima volta, è stata interpretata e cantata dai ragazzi all'interno della cerimonia del Comune della giornata del ricordo, e l'ho letta e riletta dopo il testo, non c'è nulla di cui si viene accusati, va bene. C'è un'origine, dicono che un'origine, una band di tipo neofascista, pare che l'autore non sia neanche neofascista, sia di destra semplicemente, però io su queste cose non voglio entrare, va bene, perché sono approfondimenti che ho fatto dopo i fatti, va bene. Fino ai fatti io so che noi abbiamo fatto sta canzone, è stata fatta anche l'anno scorso, va bene, tale quale, anche l'anno scorso, e non è successo nulla. Zennaro evidenzia. La canzone non ha nulla di neofascista, tant'è che non ricordo più se un anno fa o 2 anni fa, nel concorso promosso dalla Regione per le scuole sul tema della giornata del ricordo, della memoria degli esuli dell'Istria e della Dalmazia, va bene, ha usato nel titolo, la Regione Veneto ha usato nel titolo del concorso un verso della canzone, emerge con chiarezza il ricordo di quelle terre, va bene.
forse un po' troppo accentuato nell'opposizione italiana, Dubrovnik, Ragusa, ecco, forse in quel passaggio. Negli altri è un po', siamo a mezza strada, va bene, non offende nessuno. Nel tardo pomeriggio sono arrivate le valutazioni del Ministero. Nell'Istituto Comprensivo Sottomarina Nord si legge nella nota: il 10 febbraio non si è cantata alcuna canzone fascista. L'ha appurato dopo attenta verifica con la dirigenza dell'istituto scolastico e contrariamente a quanto affermato da esponenti politici e organi di stampa, si legge ancora. La canzone è stata scelta nell'esclusivo intendimento di commemorare il giorno del ricordo, aggiunge il Ministero, che con l'occasione ribadisce l'importanza di celebrare in tutte le scuole il 10 febbraio, il dramma vissuto dagli esuli giuliano-dalmati, perché la loro tragedia diventi memoria collettiva. La presa di posizione del Ministero dell'Istruzione però non ha convinto tutti e le polemiche politiche proseguono. Se per il Ministero dell'Istruzione eseguire la canzone Di là dell'acqua del gruppo musicale La Compagnia dell'Anello, attivo per un paio di decenni del secolo scorso negli ambienti musicali dell'estrema destra, non significa necessariamente cantare una canzone fascista, le polemiche politiche su quanto fatto intonare ai bambini delle medie dell'Istituto Comprensivo Sottomarina Nord durante il giorno del ricordo proseguono. Jonathan Montanariello del Partito Democratico respinge gli attacchi strumentali che sostiene di aver ricevuto da destra dopo la presentazione di un'interrogazione in merito all'assessore regionale Valeria Mantovan. La nostra è una posizione di condanna tanto delle foibe quanto con tutte le altre forme di violenza perpetrate. Siccome si tenta di strumentalizzare, attaccano l'evento storico, no, la violenza la condanniamo sempre, attaccano i bambini, cosa che non è mai successa, tant'è che mi sono preso l'onere di denunciare il prossimo che dirà che attacchiamo i bambini. Queste iniziative dovrebbero essere gestite in modo istituzionale e non politico, invece a Chioggia, secondo Montanariello, si adottano 2 pesi e 2 misure. Ad esempio, un paio d'anni fa la banda comunale suonò Bella Ciao in occasione dell'anniversario della Liberazione. Da allora, dice Montanariello, non è stata più invitata alle celebrazioni. O si decide che tanti brani che possano nascere spontaneamente o da gruppi dichiaratamente di una fazione politica hanno un valore culturale nei loro testi, e allora se non offendono nessuno vale cantarli tutti, ma non puoi su uno che è stato adottato da una parte politica che non ti comoda dire che con quel brano si fa politica e in un'altra iniziativa pure. La canzone fatta cantare ai bambini delle medie di Sottomarina si intitola Di là dall'acqua, come il disco che la contiene è dedicata all'Istria e alla Dalmazia, e della Compagnia dell'Anello, un gruppo nato a Padova a metà anni 70, considerato tra i fondatori della musica alternativa di destra. Nel 1974 abbiamo iniziato a scrivere canzoni per la nostra gente, raccontò Mario Bortoluzzi, cantante e fondatore del gruppo, perché per i fascisti non cantava nessuno. È un disco ricercato, lo possiamo dire? Il mercato ci fa vedere sui social che è un disco ricercato, non facilmente reperibile. Secondo elemento. Il tema è molto semplice, che se è finito di fare questo canto, qualche esponente di destra ha subito rimbalzato sui social come se fosse un trofeo aver portato l'iniziativa pubblica. Allora voglio dire, quelli di destra strumentalizzano, fanno 2 pesi 2 misure, si attaccano le medagliette su un'iniziativa istituzionale e pubblica, cosa pretendono? Che stiamo zitti? Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo, andremo nel Bellunese a parlare di Olimpiadi. Nuovamente in diretta con Focus TG, andiamo subito da Fabio Fioravanzi a Longarone in compagnia di Roberto Padrini. Iniziamo a vedere anche com'è il nostro medagliere, oltre che dal punto di vista sportivo, dal punto di vista organizzativo. A te la linea, Fabio. Grazie Filippo, siamo appunto con Roberto Padrin che ha vissuto queste Olimpiadi sin dall'inizio. Olimpiadi intanto che ci stanno dando, e manca ancora alla fine, il record per quanto riguarda le medaglie, il record di tutti i tempi. Diciamo che queste Olimpiadi sono già nella storia per l'Italia, perché il risultato agonistico è stato sicuramente straordinario, è straordinario e non è ancora finita, anche se diciamo che il grosso delle medaglie dove noi avevamo grandi possibilità siamo riusciti a ottenerle, però ci sono ancora secondo me diverse discipline dove possiamo completare e anche incrementare il nostro medagliere. Devo dire che è un successo sotto tutti i punti di vista, io direi, perché oltre a quello agonistico e quindi nel numero delle medaglie, dal punto di vista delle immagini,
forse se scrivevamo questa storia non riuscivamo a scriverla così bene. La neve è arrivata qualche giorno prima delle Olimpiadi, quindi ha creato anche un'ambientazione invernale bellissima. Le giornate soprattutto delle gare di sci alpino femminile, che sono quelle fatte di fatto all'aperto, perché il curling è fatto nel palaghiaccio e le gare di slittino hanno delle caratteristiche diverse, devo dire hanno creato un'ambientazione con un cielo sempre sereno. Insomma, è stato qualcosa che per chi l'ha vissuta sia in televisione ma sia dal vivo penso indimenticabile. Poi c'è da dire con a Cortina Brignone che entra nella storia, 2 ori olimpici straordinari, ricordiamo rientrando da un infortunio gravissimo, tanto che sua mamma Ninna Aquario aveva detto: l'ho pregata di non sciare più perché rischia di perdere la gamba, ho usato questo termine fortissimo. Poi con la storia della Fontana, altra storia bellissima, straordinaria, questa mamma che vince in questa maniera, e poi con la storia di un atleta che entra al primo posto nel record delle medaglie vinte. Tutte cose che sono successe a Cortina, dove ancora qualcuno si lamenta sui trasporti. Ma diciamo, che sospiro, ma il lamento ormai ne faccio abitudine, perché ormai non si riesce veramente a godersi al 100%, quindi bisogna sempre trovare qualcosa che non va. Io devo dire che soprattutto dopo un inizio sicuramente non facilissimo, adesso le cose stanno funzionando benissimo. Ieri c'è stato poi un flusso di spettatori e di gente a Cortina anche elevato, e devo dire che tutto è funzionato, abbiamo veramente pochissimi reclami ricevuti, soprattutto perché a un certo momento c'erano troppe persone e non corriere sufficienti, quindi qualcuno ha dovuto aspettare, ma parliamo di qualche minuto, non stiamo parlando di tempi lunghissimi. Quindi devo dire che anche da questo punto di vista anche i trasporti stanno funzionando, e ringrazio Dolomiti Bus per quello che ha fatto e di tutte le aziende che hanno ottenuto il subappalto e quindi hanno gestito questo servizio. Le cito allora, perché le lette anche lei sui giornali, il fallimento dei parcheggi e scambiatori. Anche questo non so cosa significa fallimento, nel senso che i parcheggi non hanno dei costi, sono stati messi a disposizione di chi voleva andare a Cortina a vedere le gare e poteva utilizzare gratuitamente una navetta per raggiungere la città di Cortina. Quindi devo dire che se qualcuno ha utilizzato dei mezzi diversi, non so, la linea 30... Lei mi citava ieri però, prima, i numeri di ieri. I numeri di ieri sono di circa 707 parcheggi utilizzati a San Vito, 634 a Dobbiaco e 152 a Longarone. Quindi non so cosa significa fallimento, ma non è il tema del fallimento. È chiaro che nel computo sapevamo che Cortina aveva dei numeri per assistere alle gare contingentati e quindi fuori da quei numeri non si poteva andare. Inizialmente erano stati previsti i numeri più alti, c'era la Pollonio Socrepes che doveva essere realizzata, che avrebbe garantito un maggior numero di spettatori proprio a Cortina per assistere alle gare di sci alpino, e altre situazioni. Quindi devo dire che anche da questo punto di vista non me la sento di parlare di nessun tipo di fallimento. Quindi le cose stanno andando bene, manca ancora una settimana, quindi dobbiamo stare vigili. Non è successo nulla anche dal punto di vista della sicurezza, e questo è un altro tema che secondo me non va sottovalutato. E poi Cortina, ho letto e sto leggendo anche qualcuno che dice ha sopravanzato anche Milano, ma io lo ritengo una cosa quasi normale. Parlando delle Olimpiadi invernali mi pare normale. Non è una città di montagna, lo è Cortina. Anterselva sapevamo che nel biathlon era una delle città e delle capitali mondiali. Ecco, parliamo di due delle medaglie bellunesi. Questo è allora un altro grande motivo d'orgoglio, perché l'altra sera, venerdì, sono stato a Falcade a festeggiare Lucia Dal Masso, la prima gordina a aver vinto una medaglia olimpica con una medaglia di bronzo nello snowboard. La sera stessa sono andato a festeggiare il mio compaesano Giovanni Feltrin, che è l'allenatore delle ragazze dello sci alpino delle discipline veloci, quindi Goggia, Brignone, Birovano, eccetera, eccetera. Ieri c'è stata la grande medaglia di Elia Barp nel fondo, un ragazzo di Trichiana che ha fatto una cosa veramente straordinaria insieme a Davide Graz, che è un sappadino, ma insomma figlio dell'ex sindaco di Sappada. Ma poi c'è Lisa Vittozzi, che è una sappadina, penso di residenza, ma è nata a Pieve di Cadore, lei vive in provincia di Belluno, quindi penso che sia una di noi, lo sappiamo dall'inizio, ma e non è finita qua, perché abbiamo ancora delle frecce nel nostro arco, e quindi penso che anche per i bellunesi, senza parlare poi della parte allenatori e skimen, e lì ce ne sono tantissimi. Alessandro Mazzoleni, per esempio, è uno degli allenatori della squadra di pattinaggio di velocità della Lollobrigida, che ha vinto i 2 ori. Il direttore tecnico del curling è
di Cortina, come Stefania Constantini, che ha vinto la medaglia di bronzo nel curling doppio insieme a Amos Mosaner. Quindi devo dire che c'è ancora, secondo me, da divertirci e da festeggiare. Ultima cosa, le immagini dell'Eugenio Monti. Devo dire che in attesa del bob spettacolari, ci sono discipline che ho provato a guardare, mi fanno talmente impressione a vedere come corrono che non ce l'ho fatta nemmeno a guardarli, talmente sono spettacolari le immagini di queste discipline in quella pista. Ma devo dire che le 2 medaglie d'oro vinte dallo slittino dei 2 doppi maschile e femminile, fra l'altro nel giorno in cui a Cortina c'era il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno creato un entusiasmo attorno a quella pista che non è solo italiano, è di tutti coloro i quali l'hanno percorsa e tutti l'hanno, soprattutto, ripeto, anche le altre nazionali, considerata come la migliore al mondo. Io lo so, l'ho sempre detto che la pista da bob è un tema divisivo perché ha un costo importante, praticanti sicuramente non in numeri eccessi, però è un fiore all'occhiello e sono convinto che a Cortina, dove è nato di fatto il bob, questa pista potrà raggiungere numeri importanti anche nella gestione post-olimpica. Quindi noi dovremo tutti lavorare insieme affinché questa pista possa veramente mantenere il ruolo che sta avendo durante l'evento olimpico e quindi paralimpico. Allora, Filippo, se non hai domande al studio, noi abbiamo concluso. Dico soltanto, parlando di bob, che proprio qui a Longarone c'è in fiera una mostra per questo periodo, Scie di Gloria, dove c'è proprio il bob di Eugenio Monti del 1956. Quindi se qualcuno passa e fa una tappa, 400 sci esposti dei più grandi campioni dello sci alpino e anche dello sci di fondo di tutti i tempi, emozioni davvero da vedere, tra cui appunto dagli sci di Zenocolò al bob di Eugenio Monti qui a Longarone. C'è davvero, per chi volesse fare una tappa in fiera, qualcosa da vedere davvero di importante. Per noi è tutto allora. Grazie a Fabio Fioravanzi e Roberto Padrini in collegamento in diretta da Longarone con la collaborazione tecnica di Stefano Bozzi. Noi invece ci spostiamo sui Colli Euganei per parlare della presenza dei lupi sui Colli Euganei. Parla il sindaco di Galzignano Terme, Riccardo Masine. Ci sono, dice, attendiamo dal parco un monitoraggio. L'ultimo avvistamento, lo vedete in foto, risale una settimana fa. Qui siamo a Rovolon. C'è un branco di lupi sui Colli Euganei, una presenza molto temuta dagli agricoltori che già sono alle prese con l'emergenza cinghiali. A rassicurarli ci pensa Riccardo Masin, sindaco di Galzignano Terme. È qualche anno che il Parco Colli ha iniziato un'attività di monitoraggio. Probabilmente ci sono presenze in più posti del territorio dei Colli Euganei, con alcune presenze. Una di queste l'ho vista anch'io, perché ne ho visto anch'io un lupo, e io non sarei tanto preoccupato se riusciamo a mettere in campo quelle che sono delle misure anche di difesa. Nessun problema per l'uomo, il lupo è un animale schivo, la preoccupazione è legata agli animali di affezione e a quelli di allevamento. Essendo un animale oltretutto molto opportunista, sicuramente è più semplice per un lupo catturare una capretta o catturare un asinello piuttosto di inseguire un daino, un capriolo o un cinghiale all'interno del bosco. Oltretutto il lupo è anche un animale che sicuramente è possibile monitorare in modo abbastanza certo, perché non è un animale che fa spostamenti all'interno del bosco, ma si sposta solitamente lungo i sentieri, essendo comunque un canide, e quindi di conseguenza può essere tracciato bene. Io, per quanto riguarda il mondo agricolo, direi solo di riuscire a mettere in pratica delle attività un po' di custodia di quelli che sono gli animali d'affezione e d'allevamento in questo momento. Da amministratore il sindaco si rivolge al Parco dei Colli Euganei chiedendo l'intervento di tecnici faunistici. Nel frattempo lancia un invito. Qualsiasi persona nei suoi spostamenti notturni, nelle attività anche ludico-ricreative che possono essere fatte nei colli durante le ore notturne, veda un lupo o comunque possa percepire la sua presenza, che faccia subito una segnalazione al Parco Colli, perché questo ci aiuta a monitorare l'intero territorio. E ora invece andiamo a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, dove alcuni pesci morti sono stati ritrovati dai cittadini nel canale Vecchia Postumia. Durante il periodo di asciutta, quando l'acqua viene tolta dai canali per fare la manutenzione, la Federazione Pesca Sportiva, la FIPSAS, ha l'obbligo di recuperare i pesci che lì vi abitano, portarli in salvo per poi reintrodurli nuovamente nel canale originario. Ma qualcosa è andato storto nel canale Vecchia Postumia a Ponzano, dove alcuni residenti hanno segnalato alcuni pesci deceduti. Si tratta, spiega il coordinatore, di un incidente di percorso sempre possibile. In realtà noi abbiamo fatto le attività e sono state in piedi
impiegate tra sabato e lunedì 38 persone. Sicuramente sì, è capitato magari che c'è qualche pesce che è rimasto indietro, ma non è una moria, si possono contare i pesci. Che può succedere, che capita che rimangono indietro magari in qualche buca dove non si vedono, quello è. In quella zona, tra l'altro, vige il divieto di pesca, in quanto utilizzato per la crescita del pesce. È un canale che viene utilizzato per nursery, per l'accrescimento del pesce. Quando va in asciutta ogni anno, perché è un canale comunque che prende acqua dal consorzio, e quando va in asciutto noi provvediamo a fare i recuperi, come li abbiamo sempre fatti. Incidenti che possono capitare, specie quando il canale non è del tutto accessibile. Può capitare sicuramente qualche pesce che rimane magari incastrato sotto qualche ponte dove non c'è accessibilità, perché ci sono tanti tratti che sono intubati. Quindi poi quando si asciuga completamente purtroppo qualcosa c'è. Io sinceramente ho appena mandato anche le guardie a controllare. Situazione sotto controllo quindi, e bonifiche che continueranno anche la prossima settimana. Sabato, domenica, lunedì e martedì prossimo c'è l'asciutta dell'altro consorzio, il Piavesella, dove anche là abbiamo 50 volontari impegnati. Sono tutte attività comunque coordinate con la Polizia Provinciale, con i consorzi e quant'altro. Ci fermiamo ancora per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente con Focus TG. Abusivismo e contraffazione minacciano sempre di più gli artigiani. L'appello del presidente di Confartigianato Treviso Sartori, che chiede tolleranza zero. Non solo la congiuntura economica, l'incertezza legate alle crisi internazionali, a minacciare la tenuta del comparto artigianale e anche la concorrenza sleale rappresentata da abusivismo e contraffazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, sono oltre 8.600 le imprese artigiane colpite, il 39,5% del totale. I settori maggiormente coinvolti, quello del comparto edile e dei servizi alla persona, acconciatura ed estetista. Su 100 imprese regolari ce ne sono almeno 23 che non sono regolari naturalmente e quindi non le possiamo chiamare imprese, ma ce ne sono 23 che lavorano a casa in nero. E la cosa sta prendendo una piega come fosse una cosa normale, che ci sono soggetti che lavorano in nero a casa senza nessuna come dire, licenza, eccetera, e addirittura fanno la pubblicità su Facebook o su Instagram. Per quanto riguarda la contraffazione, a farne le spese soprattutto il settore moda, con la marca che detiene un primato negativo. Treviso è la prima provincia, diciamo così, per il mercato della contraffazione. Dati confermati dal boom di sequestri dal 2023 ad oggi. Nel periodo 2012-2014, parlando di contraffazione, sono stati sequestrati merci per 700.000 euro. Questo è un dato certo, ma la sensazione è che questo sia sostanzialmente la punta dell'iceberg. C'è poi un altro aspetto da non trascurare quando si parla di contraffazione. Potrebbe annidjarsi anche, non dico un modello di schiavismo, ma di manodopera, di sfruttamento della manovalanza. Chiediamo tolleranza zero sia per l'abusivismo che per la contraffazione che sottraggono lavoro e reddito ai piccoli imprenditori e risorse finanziarie allo Stato. Conclude Sartori, che invoca maggiori controlli e poi lancia un appello ai sindaci. Attenzione che i primi controllori del territorio e delle imprese che insistono nel territorio siete voi. Sono altri invece i motivi di preoccupazione per gli agricoltori del veneziano, dal settore cerealicolo alla pesca a un lepidottero che sta distruggendo la produzione dello zucchero nel litorale.
Partiamo dal problema della barbabietola per passare a quello della pesca, insomma abbiamo dei problemi sia sulla parte interna che sulla parte ittica. Appena rieletta presidente della CIA Venezia, Sen fa il punto su quelle che sono le problematiche principali che l'agricoltura sta affrontando. Prima fra tutte la crisi dello zucchero, varietà troppo deboli contro i nocivi, trattamenti insufficienti, valore alla vendita troppo basso per coprire i costi di produzione. Una crisi che sta mettendo a dura prova tutta la filiera produttiva. Di questo passo lo storico stabilimento di Ponte Longo sarà destinato a chiudere. Il motivo è la Spodoptera exigua, un lepidottero particolarmente aggressivo che sta devastando le barbabietole da zucchero nel litorale veneto. Attualmente mancano fitofarmaci efficaci per contrastare l'insetto. A preoccupare anche il settore della pesca, messa in ginocchio da specie invasive, granchio blu e la cosiddetta noce di mare, che hanno di fatto azzerato la riproduzione delle vongole, ma l'attenzione degli agricoltori va anche allo sviluppo del fotovoltaico. Uno dei più grossi problemi che ci preoccupa in questo periodo è appunto l'occupazione del suolo agricolo da parte di pannelli fotovoltaici, appunto, che andranno a erodere quello che è il tessuto fertile della nostra provincia e che appunto in nome di una transizione energetica rischia di mettere a serio repentaglio le nostre produzioni. A Padova, dove si è celebrata nella Basilica del Santo la festa della traslazione delle reliquie, conosciuta come Festa del Santo, al termine della messa delle 18, la solenne processione con la reliquia del mento di Sant'Antonio. Si è conclusa con la messa solenne delle 18, presieduta dal ministro provinciale padre Roberto Brandinelli, la festa della traslazione delle reliquie, seconda festa antoniana dopo il 13 giugno, che ricorda il ritrovamento incorrotto della lingua del santo avvenuto l'8 aprile 1263. Nella basilica, accanto alla comunità dei frati, le associazioni e le confraternite antoniane, i numerosi devoti accolti così da padre Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo. È evidente il prodigio, ma credo che Sant'Antonio sia contento se stasera noi diciamo che il vero prodigio è lì dove anche noi sul suo esempio diciamo il Vangelo con la nostra parola e con la nostra vita. Un miracolo che parla al nostro tempo per la forza che Sant'Antonio usò nella sua predicazione, fortemente intrisa della sua stessa vita, così padre Roberto Brandinelli, ministro della provincia italiana dei frati minori conventuali. La lingua incorrotta del santo è un segno forte e prodigioso della sua predicazione appassionata della parola di Dio. Una parola che Sant'Antonio conosceva molto bene perché l'aveva studiata e perché continuava a meditarla e a pregarla. La predicazione di Sant'Antonio è stata sicuramente anche una predicazione, lo sappiamo, coraggiosa, sferzante verso i potenti del tempo, gli usurai, i peccatori. Ma in fondo all'origine di tutto, anche per Sant'Antonio, c'è stata la sua libera scelta, libera e responsabile. Scelta di seguire la via del bene. Al termine della messa, la solenne processione all'interno della Basilica del Santo con la reliquia del mento portata a spalla dalla Pia Unione Macellai Militi dell'Immacolata, che si è conclusa con la preghiera di affidamento e la benedizione con la reliquia della falange del dito di Sant'Antonio. Ultima pagina, andiamo a Masera, nel Trevigiano, perché c'è stata una grande festa per celebrare i 70 anni di matrimonio di Elisa e Alessandro Bandiera. Vediamo i servizi. Era l'11 febbraio 1956 quando Elisa Mazzoccato e Alessandro Bandiera, poco più che ventenni, diventano marito e moglie. Una strada lunga 70 anni, percorsa sempre l'uno accanto all'altra, dedicandosi al lavoro e alla cura della famiglia. Elisa e Alessandro hanno dedicato la vita all'azienda agricola, sono poi arrivati 3 figli e ora a festeggiare questo importante anniversario anche i 5 nipoti e i 5 pronipoti. Prima la messa nella chiesa di Masera, poi il pranzo con i familiari e gli amici. Alessandro porta in testa il cappello d'alpino, altro suo grande amore. Lui, con i suoi 93 anni, è il più anziano alpino della Madonna della Salute. A portare gli auguri di tutta la comunità anche la sindaca Claudia Benedos.
Voi siete testimoni davvero di questa trasformazione. Sarebbe bello sentir raccontare, ecco, com'era la vita 60 anni fa, 70 e come è adesso. Povera. Quindi io vi ringrazio perché voi siete anche la generazione che ha lavorato tanto e che ha contribuito proprio allo sviluppo e alla crescita della nostra comunità. E se si chiede quale sia il segreto per arrivare a 70 anni di matrimonio, è Elisa a rispondere così. Portare pazienza e essere pazienza e sopportarsi uno con l'altro. Solari, grandi lavoratori legati alla loro famiglia, Elisa e Alessandro sono pronti a continuare questo cammino iniziato 70 anni fa, sempre mano nella mano. Evviva i sposi! La fine settimana si è festeggiato anche San Valentino. Vediamo come è stata celebrata questa ricorrenza in una maniera un po' alternativa a Treviso. C'è chi ha festeggiato a lume di candela, mano nella mano o con un bacio a suggellare la festa dell'amore. C'è anche chi ha preferito una location inusuale come la sala colazioni del centro della famiglia, agghindata a festa, accettando la sfida proposta dagli organizzatori di discutere su temi profondi proposti da bigliettini portati al tavolo. Ma c'è anche chi da single ha deciso di riunire amici consimili per una cena in compagnia di totale ispirazione vegetariana. Però molto buono, il posto è molto bello e il menù va benissimo. Non sono vegetariana, però proposte come questa, anche con cibi a chilometro zero, secondo me fanno la differenza. All'agriturismo al Botteniga è stato un Valentino speciale, poche coppie ma tavoli gremiti, tanta voglia di stare insieme apprezzando una cucina che ha dato il meglio di sé, offrendo prodotti a metro zero perché coltivati nei terreni circostanti e senza crudeltà. Questa sera meno coppie, però più persone che si vogliono bene in generale. E quindi fa piacere. L'amore per la natura, l'amore per gli animali, l'amore per tutto quello che ci circonda e basta, insomma, l'amore non è solo quello per la propria donna, ma è l'amore per tutti quanti, insomma, quindi si festeggia. E si conclude con questo servizio, questa edizione di Focus TG, in regia Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta, questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza, quindi dalle 21:15 circa l'appuntamento con il talk show Focus. Tra gli ospiti di questa puntata Gian Antonio Darè, Pietro Dalla Libera, Alberto Ferri, Nicolò Sterle, Michele Toaldo e Antonella Tocchetto. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.